Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi volevo parlare dell'importanza di alcuni aspetti legati appunto alla conoscenza e a come vadano tenuti in conto e soprattutto come si debba superare alcune cose proprio collegate insomma al non conoscere, alla mancanza di conoscenza. Allora, come avrete visto dal titolo, parliamo appunto del peccato supremo, ma quello che secondo le scuole iniziatiche, ma secondo anche il percorso di crescita e l'evoluzione spirituale, appunto, è l'ignoranza. Prima di arrivare però a questo peccato, che chiamiamo peccato, ma in realtà consiste in una mancanza da parte nostra di impegno e di ricerca che ci conduce appunto in uno stato di sudditanza. Sono tantissime le forze che infatti ci muovono nostro malgrado, sono tutte le forze astrali, delle potenze astrali. I gnostici li hanno chiamati i dominatori arconti, in astrologia li chiamiamo governatori planetari e in magia sono le varie intelligenze superiori e inferiori, ma comunque sono tutti sinonimi fra loro, con qualche piccola variazione e accezione differente, ma sono assolutamente forze di cui noi dobbiamo conoscere non solo l'esistenza, ma anche il loro impatto sulla nostra vita. La mancanza di questa conoscenza, infatti, ci pone a un livello di inferiorità, sebbene le qualità della nostra anima, a immagine e somiglianza del divino, ci pongano a un gradino evolutivo superiore. Lungi da me manifestare superbia o ritenermi al di sopra in un'eventuale scala gerarchica, voglio soltanto individuare che la giusta collocazione, indicare la giusta collocazione dell'essere umano all'interno di questa scala, perché l'essere umano non è al di sotto di queste entità, almeno finché non si sveglia. Nel momento in cui dorme è chiaramente sottoposto a queste influenze, è chiaramente vittima, ma anche strumento attraverso cui queste potenze si manifestano e dominano l'umanità. E perché l'umanità ne viene dominata? Ma perché dorme e nel suo peccato maggiore, che appunto è l'ignoranza. Il sommo peccato è l'ignoranza, ignorare appunto queste forze. Ora, noi possiamo vederle singolarmente, quantomeno attribuire loro un valore e un impatto e collegarlo a quelli che sono i dominatori planetari che anche all'interno del discorso cabalistico vengono associati alle sfere, alle sefirot inferiori, in quanto sappiamo che l'albero cabalistico è composto da 10 sefirot, di cui 3 sono delle sefirot del livello mentale o intellettuale, mentre le altre 7 sono quelle del livello emotivo, perciò sono collegate a tutto il mondo delle emozioni, che sono appunto le forze che ci dominano maggiormente. Siamo sempre, costantemente vittime o in preda a delle emozioni riuscire a meno o meno a contenerle, controllarle, dirigere, trasformarle, trasmutarle è un nostro dovere, perché nel momento in cui riusciamo a raggiungere il giusto distacco da queste emozioni, significa anche che cominciamo a liberarci un po' da questi legacci e soprattutto significa anche che riusciamo a non alimentare più questi dominatori con la nostra forza psichica o emotiva che sia, di cui ovviamente si cibano e si nutrono. Andiamo con ordine.
E in astrologia Sole e Luna sono i pianeti dell'Io, i pianeti eh, i luminari, ecco. Sole e Luna sono quelli che parlano dell'Io più estroverso, diciamo più aperto, diciamo l'aspetto maschile della nostra personalità ed è il Sole, mentre la Luna parlerà dell'aspetto più collegato alle memorie, all'inconscio, all'emotività, alla parte più sommersa della nostra personalità ed è dunque collegato all'aspetto femminile. Il Sole, dal suo punto di vista positivo e armonioso, abbiamo detto tantissimo facendo anche un video dedicato a questo dominatore e al suo impatto sulla nostra esistenza. Dunque non mi dilungo, vi rimando piuttosto a cercare il video e approfondire questo argomento a prescindere da quello che stiamo trattando in questo momento. E non ha soltanto un'accettazione femminile, un'accezione positiva, volevo dire, ma come tutte le cose ha un altro lato della medaglia. Dal momento che il mondo, l'universo, tutto quello che è creato e tutte le forze della creazione sono una continua risulta dell'equilibrio, della forza che le pone in equilibrio, che pone in equilibrio gli opposti, anche la singola cosa in sé ha due opposti. Siamo tutti infatti maschile e femminile, intanto interiormente, e come componente femminile o come componente maschile cerchiamo la controparte per un gioco degli equilibri. A questo punto il Sole ha dunque non solo delle caratteristiche positive e dunque di conseguenza non ha soltanto delle intelligenze elevate e positive, ma anche sulla sfera solare vivono entità inferiori, dunque entità che sono considerate basse. E mentre appunto le entità superiori sono portatrici di un certo tipo di argomenti, come abbiamo visto, cioè tutte le virtù solari, le intelligenze più basse della sfera solare sono collegabili, diciamo così, al peccato capitale della superbia. Dunque il Sole rende anche massimamente orgogliosi e superbi. Gli eccessi dunque, sia in positivo che in negativo, possono sfociare in questa direzione. Veniamo invece all'altro luminare, la Luna, scusate. La Luna è invece associata all'accidia o la pigrizia, che dir si voglia. Dunque tende ad attribuire e a donare un atteggiamento eccessivamente flemmatico, quasi immobile nel suo andare sempre troppo all'interno, nel suo indagare e restare bloccato nelle memorie e non è dinamico, non è un elemento dinamico come può essere un dominatore collegato invece al fuoco, come poteva essere il Sole. Non per niente sono uno l'opposto dell'altro, oltre che uno il complementare dell'altro. Veniamo invece al peccato capitale collegato alla sfera di Mercurio e in questo caso abbiamo l'invidia. È un eccesso di lavorio mentale che porta a valutare magari le situazioni degli altri come migliori della propria. Ecco, in questo caso appunto andremo a riequilibrare l'apporto di Mercurio e capiamo che appunto è questo, insomma, la sua sfera di competenza negativa. In positivo fa benissimo altre cose che vedremo mano a mano sviluppando poi i discorsi sui vari dominatori. Ma proseguiamo questa carrellata con Venere che ha come lato oscuro la lussuria. È vero che è la sfera dell'amore passionale, dell'amore terreno, ma anche di quello che è bello e armonioso, ma al negativo
è attribuibile, gli si possono attribuire appunto gli si può attribuire la lussuria. Veniamo invece a Marte e all'ira. Ovviamente Marte è il signore della guerra, ma può esserci la guerra per giustizia, la guerra santa, la guerra giusta, anche se sono sicura che dicendo guerra santa io ho aperto all'interno di voi una finestra che dà alle guerre religiose, ma non è in questo senso. La guerra santa di un iniziato è quella rivolta verso i propri difetti e la propria materia grezza. L'alchimista appunto lavora sui propri metalli e li trasforma, questa è la guerra che fa, ed è la guerra alle proprie impurità, alle proprie scorie, alle proprie imperfezioni. È chiaro che invece un sentimento non gestito ed eccessivo poi sfocia nell'ira, che appunto è il lato oscuro, diciamo così, di Marte. Abbiamo Giove. Giove è il grande armonioso, il benefico, il fortuna maior, dunque dove va amplifica e porta sempre armonia e positività in quel settore dove va a transitare o comunque nel suo ambito di competenza, ma Giove è tanto positivo quanto negativo, può essere apportatore di grande abbondanza come apportatore di grandi prove, no? In un certo senso, perché tanto dà, tanto toglie, cioè è abbondante in ogni direzione. Infatti al positivo è l'amore incondizionato, al positivo è il grande generoso, dona e in un certo senso permette attraverso appunto l'amore incondizionato il sostentamento di tutto, no? Al negativo Giove rivela le personalità dedite agli eccessi, cioè dove Giove è troppo presente o in condizioni di afflizione si hanno personalità che cadono più facilmente negli eccessi. Giove infatti è collegato alla gola, dunque essere estremamente gioviali può appunto portare alla mancanza di controllo e alla possibilità appunto di eccedere, di raggiungere gli eccessi in tutte le direzioni. Chiudiamo con Saturno, e Saturno è collegato all'avarizia. Era l'ultimo peccato, diciamo così, capitale a mancare, insomma, all'appello, e Saturno appunto con la sua attitudine di fare bilanci, di calcolare, di controllare insomma continuamente a che punto si trova la sua evoluzione, oppure la tendenza che ha all'isolamento, ma anche la sua forza di raffreddare anche tutto quello che orbita intorno a lui, porta appunto un'avarizia che non è soltanto un'avarizia economica, ma è un'avarizia in tutti i settori, che nasce da un senso di mancanza, quel senso di non avere a sufficienza che porta appunto a chiudersi e a non elargire, a non donare, a trattenere tutto dentro di sé. E si trattiene quando inconsapevolmente si crede appunto di non averne abbastanza o che magari un domani non ce ne sarà sufficienza. Questo atteggiamento appunto di chiusura è una forma di avarizia anche emotiva. Abbiamo comunque visto quali sono, diciamo, i 7 peccati capitali. Torno però a dire che sebbene questi sia importante conoscerli, il non conoscerli sia il peccato peggiore, cioè l'ignoranza non solo di questo, ma di tutte le leggi magiche e di tutte le leggi universali che poi appunto nelle scuole iniziatiche, nell'ermetismo corrispondono appunto alle leggi magiche. Ecco, questa ignoranza ci porta a esporci ai massimi pericoli, perché
non conoscendo quali sono le dinamiche nascoste e insite all'interno del nostro carattere e attribuibili alle forze di questi dominatori che sono fin dentro il nostro DNA, in questo caso appunto siamo manipolati o comunque condizionati a vedere delle cose che magari non corrispondono alla realtà, a cercare colpevoli, a dare insomma la colpa a qualsiasi cosa, meno che guardarci dentro. E questo non guardarci dentro e questo cercare il responsabile sempre al di fuori di noi vuol dire che saremo deboli e condizionati e dipendenti a qualcosa esterno da noi, mentre il nostro scopo è di ritrovare per la legge dell'assonanza e per il macrocosmo e il microcosmo, cioè quello che è fuori come quello che è dentro, cercare dentro di noi, perché la realtà in cui noi viviamo è la realtà della nostra coscienza oggettivata, cioè noi possiamo vivere solo quello che è all'interno di noi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua, mi scuso per essermi dilungata così, ultimamente faccio meno video ma più lunghi, forse dovrei invertire un po' la rotta, fare più video più brevi perché così non vi annoiate. Grazie comunque per avermi ascoltato, spero di avervi aperto a qualche riflessione, osservate dentro di voi l'azione di questi dominatori. Vi ringrazio e a presto alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.